Molto gratificato da questo premio, anche se ho dei dubbi sulla sanità mentale della giuria che me l'ha dato, perché insomma non pensavo di meritare questo premio e soprattutto visto anche che oltre alla giuria tecnica c'è una giuria composta da 4.000 studenti, quindi insomma è molto davvero gratificante. Facile la battuta Nemus profeta in patria. Devo dire la verità, è la prima volta che io ricevo un premio in Sardegna, quindi di solito sai, il Campiello te lo dà Confindustria Veneto, il Bancarella te lo danno a Pontremoli, il Gionfante te lo danno a Torricella Pellina. Diciamo che i sardi, vabbè, ma questo non vuol dire che non siano adeguatamente preparati alla letteratura, anzi è forse la regione che legge di più e meglio. Evidentemente non è stato così il mio momento come invece lo è adesso con questo bellissimo premio qua a Sassari. Sono tutti ambientati, mi sei romanzi, anche il prossimo che uscirà a giugno è sempre ambientato nella mia mitica Televras, nella comunità che comunque ho creato e che rappresenta un po' le dinamiche di tutta la Sardegna, insomma. Diciamo che davvero mi fa molto piacere anche perché sono stato ospite altre volte l'anno scorso di Ottobre in Poesia e ho visto davvero che ha un grandissimo riscontro per tutta la Sardegna. D'altronde non si può arrivare alla 19ª edizione senza avere dei grandissimi riscontri. Insomma.